Fresco di stampa, il rapporto Ismea conferma anche quest'anno il Veneto al primo posto nel settore agroalimentare, un comparto regionale che nel cibo conta 41 prodotti a denominazione, oltre a specialità tradizionali garantite, a cui si aggiungono per il settore del vino 53 etichette di Stato, certificazioni che oggi sono ambasciatori del territorio e che si intrecciano con l'offerta turistica regionale. In questi 2 anni il comparto economico veneto, come un po' tutto a livello nazionale, ha subito dei contraccolpi. Devo dire che l'agricoltura rispetto ad altri settori ha tenuto botta, come si suol dire, nel senso che ha tenuto di più rispetto ad altri. All'interno dello stesso comparto agricolo ci sono dei settori che sono andati in difficoltà, penso all'ortofrutta in particolare, e dei settori che invece addirittura hanno avuto dei periodi di incremento delle vendite. Più che positivo anche l'export dei vini veneti, apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità, una delle grandi eccellenze che la regione supporta con finanziamenti all'intera filiera, dalla piantumazione alla ristrutturazione della vite fino all'imbottigliamento e alla promozione, mettendo a disposizione ogni anno circa 40 milioni di euro per il settore, investimenti che nel 2021 hanno portato l'export del vino veneto a crescere superando anche i livelli pre-pandemici. È il caso del vitivinicolo, dove abbiamo avuto degli aumenti anche del 25%, questo è dovuto al fatto che anche se abbiamo avuto un rallentamento sul canale dell'Horeca, quindi dell'hotellerie, della ristorazione, abbiamo invece avuto degli aumenti consistenti nella grande distribuzione o in altri canali di vendita, come per esempio le esportazioni. Ecco, le esportazioni sono andate molto bene e quindi questo è un settore che è cresciuto anche l'anno scorso.